Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Noi veglieremo, che troviamo al numero 99. Nella notte, o Dio, noi veglieremo con le lampade vestiti a festa, presto arriverai e sarà giorno. Rallegratevi in attesa del Signore, improvvisa giungerà la sua voce, quando noi venga sarete pronti e li chiamerà amici per sempre. Nella notte, o Dio, noi veglieremo con le lampade vestiti a festa, presto arriverai e sarà giorno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. All'inizio di questo giorno vogliamo celebrare l'iniziativa di Dio che previene ogni nostra possibilità, ogni nostro desiderio, che supera le nostre mancanze di fede. Vogliamo accostarci al Signore che ci ama, che ci ha dato questa prova grande del suo amore nell'incarnazione del suo Figlio, riconoscendo la grandezza dei doni che abbiamo ricevuto, ma riconoscendo anche con umiltà le nostre mancanze e affidandoci alla sua misericordia che supera ogni nostra aspettativa. Signore, che vieni a visitare il tuo popolo nella pace, Kyrie eleison. Cristo, che vieni a salvare chi è perduto, Christe eleison. Signore, che vieni a creare un mondo nuovo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Tu hai voluto, Padre, che all'annuncio dell'angelo la Vergine Immacolata concepisse il tuo Verbo eterno e, avvolta dalla luce dello Spirito Santo, divenisse tempio della nuova alleanza. Fa che aderiamo umilmente al tuo volere, come la Vergine si affidò alla tua parola. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni il Signore parlò ad Acaz: chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Ma Acaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emmanuele. Parola di Dio. Ecco, viene il Signore, Re della gloria. Ecco viene il Signore,
Del Signore è la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Ecco viene il Signore, Re della gloria. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non si rivolge agli idoli? Ecco viene il Signore, Re della gloria. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Ecco viene il Signore, Re della gloria. Alleluia, Alleluia, alleluia. O chiave di Davide, che apri le porte del regno dei cieli, vieni e libera l'uomo prigioniero che giace nelle tenebre. Alleluia, alleluia. Signore sia con voi. Ecco il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. Al 6° mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il 6° mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Di fronte a queste letture spero che veramente sia avvenuto in noi un desiderio che è quello davvero di entrare nella grandezza di questo mistero dell'incarnazione. Attendiamo il Natale ormai alle porte e quello che abbiamo ascoltato oggi, la prima lettura e il Vangelo, ci fanno riflettere su un aspetto essenziale: l'iniziativa di Dio, l'iniziativa gratuita di Dio, l'iniziativa che noi non potevamo neanche immaginare, che viene prima anche di ogni nostra scelta. Cioè l'amore di Dio che si presenta a noi prima, che ci previene e che abbiamo ascoltato attraverso questi 2 brani. La prima lettura, la promessa di un discendente, la Vergine concepirà e partorirà un figlio al re di Giuda, e il Vangelo. Dio che prende l'iniziativa. Il re Acaz sta pensando quali alleanze fare per salvarsi dalla
pericolo dell'invasione dei re vicini. E Dio gli dice: chiedi un segno, chiedi a Dio che ti faccia capire, che ti dia una conferma di quello che devi fare. Non voglio stancare il mio Dio. E Dio stesso dà il segno, questo della giovane donna che partorirà un figlio, concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele. Ecco, l'opera dell'amore misericordioso di Dio viene prima del nostro sì e supera quello che noi possiamo pensare. Così è stato anche per la Vergine Maria. Rallegrati piena di grazia, rallegrati tu che sei stata e rimani colmata del favore divino. Maria, abbiamo celebrato l'Immacolata Concezione, è stata scelta per essere la madre del Figlio di Dio e proprio per questo motivo preservata da ogni peccato, e proprio per questo motivo è stata pensata, realizzata, ricolmata di grazia fin dal suo concepimento e rimane colmata di grazia, del favore divino, dell'amore di Dio, perché Dio così ha voluto agire per preparare una dimora per il suo figlio che deve essere la carne, una madre, la Vergine Maria. E comprendiamo come quello che viene presentato a questa giovane ragazza è qualcosa che supera ogni sua comprensione, anche ogni nostra comprensione. Siamo abituati a vedere il Natale, a vedere questa bella scena che abbiamo anche nelle nostre case nel presepe, ma pensiamo veramente cosa significa tutto questo? Pensiamo cosa significa davvero questo Dio che si fa uomo, e si fa uomo, lo diciamo nel credo, si incarna per opera dello Spirito Santo nella Vergine Maria. Pensiamo che è davvero uomo come noi, è vero Dio, è vero uomo. Di fronte a questa iniziativa, dove Maria resta turbata, di fronte a quello che gli viene annunciato, di questo concepire un figlio, darlo alla luce, chiamarlo Gesù, di fronte a questa timida domanda, come avverrà questo? L'angelo le risponde: lo Spirito Santo scenderà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. È un'opera che viene tutta da Dio, impossibile a Maria realizzare questo, ma possibile a Dio. E Maria accoglie questa parola dell'angelo, questo annuncio, una promessa che comincia subito a compiersi nel momento in cui Maria dice il suo sì. Ecco la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Ecco, Dio viene a noi, questo stiamo per celebrare. Dio viene a noi, il ricordo di questa venuta nella carne nel Natale di Cristo. Dio viene a noi ogni giorno, Dio tornerà, il suo Figlio tornerà alla fine dei tempi. Ecco, accogliamo con gioia questa notizia di oggi. Bello, pensavo, questo nulla è impossibile a Dio. Una traduzione letterale: non sarà impossibile presso Dio ogni parola. Ogni parola che Dio dice si compie. Tocca a noi accoglierla, come la Vergine Maria, non mettendo davanti le nostre incapacità, i nostri limiti, ma fidandoci che colui che parla è degno di fede, perché dice, Dio promette, Dio compie. E sappiamo come molti padri della Chiesa dicono che Maria, prima di aver concepito nel suo corpo, nel suo ventre, ha concepito nella sua volontà, nella sua mente, nella sua intelligenza, dicendo sì, avvenga di me secondo la tua parola. È lì che è avvenuto il primo e più importante contatto tra l'umanità e la divinità. E da lì viene anche il concepimento nel grembo, che possiamo essere anche noi delle persone come Maria che ascoltiamo ogni giorno la parola di Dio, a cui ogni giorno Dio fa delle promesse, oppure Dio ci fa delle correzioni attraverso la sua parola, ma fidiamoci, perché nulla è impossibile di quello che Dio ha detto. Che sia in noi questo spirito oggi e ci accompagni in questa giornata in ogni avvenimento che vivremo.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda, o Signore, quest'unico mirabile sacrificio. Concedi che per la partecipazione a questo santo mistero riceviamo i beni che la fede ci fa sperare. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori Sono rivolti al Signore. rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto render grazie a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo per il mistero della Vergine Madre. Dall'antico avversario venne la rovina, dal grembo virginale della figlia di Sion è germinato colui che ci nutre con il pane degli angeli, e sono scaturite per tutto il genere umano la salvezza e la pace. La grazia che Eva ci tolse ci è ridonata in Maria. In lei, madre di tutti gli uomini, la maternità, redenta dal peccato e dalla morte, si apre al dono della vita nuova. Dove abbondò la colpa, sovrabbonda la tua misericordia, in Cristo nostro Salvatore. E noi, nell'attesa della sua venuta, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente
per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Stefano e nella tua misericordia di tutti i defunti. Mettili a luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria in sempre. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen.
Con Maria diciamo anche noi il nostro eccomi con il canto che troviamo al numero 81. Preghiamo. O Signore che ci nutri con i doni del cielo, custodisci con la divina partecipazione, con la divina protezione, coloro che partecipano ai Tuoi misteri, perché possano godere la vera pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. O Dio nostro Padre, in Cristo Tuo Figlio, morto e risorto, hai redento ogni nostro dolore. E hai voluto San Leopoldo paterna presenza di consolazione. Infondi nelle nostre anime la certezza della Tua presenza e del Tuo aiuto. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace. O Maria Santissima, 172.